Operare i pazienti che arrivano in ospedale per patologie gravi e si scoprono anche positivi al coronavirus, anche se asintomatici. Una situazione difficile che mette alla prova i reparti e le aree chirurgiche che devono attrezzarsi in maniera molto complessa, ma a Padova è stata trovata una soluzione prima in Veneto. Questo altissimo numero di positivi asintomatici ci hanno indotto a ragionare sul fatto che anche a queste persone bisognava dare una capacità di assistenza chirurgica e soprattutto che questi pazienti dovevano continuare a essere seguiti dagli specialisti di competenza. Quindi invece che appoggiare questi pazienti di volta in volta in una medicina Covid o una malattia infettive, abbiamo ritenuto che fosse più ragionevole e razionale e anche efficace creare un'area chirurgica dedicata a questi pazienti che sono positivi ma asintomatici, cioè non presentano problemi Covid e hanno invece una patologia chirurgica. Ecco, avete 11 posti a disposizione, per il momento ce la state facendo. Avete notato anche voi, come si parla molto di questo anche a livello generale, un aggravamento delle patologie proprio dovuto a queste attese legate al Covid? Questo è un problema che sì, ma sono i pazienti, ed ecco perché abbiamo creato il reparto, proprio perché la gente non dicesse io non posso essere curata perché ho il Covid, perché è ovvio che gli sforzi dei medici di famiglia ma non riescono a raggiungere tutti, i medici positivi che vengono tolti dal sistema sanitario. Certo che spesso un paziente invece che essere visitato molto precocemente, magari viene visitato 2 o 3 giorni dopo e quindi nel frattempo la patologia è diventata o più complessa o più severa. Quindi proprio da questa necessità che abbiamo visto nasce il discorso di dire abbiamo un reparto Covid per cui il paziente Covid positivo non sintomatico, se ha un problema chirurgico può essere trattato.